Credo che il luogo a cui sono più affezionato sia certamente il luogo dove è custodito il corpo di Antonio, non solo perché c'è lui, ma perché si sente anche il respiro vivo di tante persone che lì sono passate, che hanno toccato e che quindi hanno consegnato a lui tante intercessioni di preghiera. Erano queste alcune tra le prime parole affidate ai nostri microfoni da padre Antonio Ramina all'indomani della scelta di Papa Francesco, che fra i 3 nomi proposti dal capitolo provinciale dei frati minori conventuali aveva scelto proprio lui come nuovo rettore della Basilica di Sant'Antonio di Padova. Domenica 10 ottobre il suo cammino inizia in modo solenne con la professione di fede e giuramento di fedeltà secondo il rito liturgico previsto durante la messa delle 11 presieduta dal delegato pontificio Sua Eccellenza Monsignor Fabio Dalcin, che sarà trasmessa in diretta su Rete Veneta, emittente del network Media Nord-Est. 51 anni, nato a Vicenza, padre Antonio Ramina succede nell'incarico di rettore e custode della memoria e della devozione di Antonio a padre Oliviero Svanera.